Gentili amici e amiche, ben ritrovati per quanto riguarda lo spazio dedicato all'Udinese. Siamo giunti all'Olimpico al 57esimo minuto, dunque quasi un quarto d'ora nel corso della ripresa. Il risultato è di 2-1 a favore dell'Udinese. È stata una partita un po' rocambolesca e sicuramente Enzo Cataruzzi sarà d'accordo su quello che sto dicendo, perché 30 minuti iniziali a favore della formazione biancoceleste, poi qualcosa si è messo in moto nelle file friulane e l'Udinese ha cominciato un attimo a farsi vedere davanti alla porta di Provedel, avendo in più occasioni anche la possibilità di passare in vantaggio. Va detto che la Lazio al quarto del primo tempo ha colpito un palo clamoroso con Zaccagni dal limite dell'area. La sequenza delle reti: al terzo minuto Lucca porta in vantaggio la formazione friulana, molto bravo a inserirsi in mezzo a due difensori laziali e infilare Provedel. Nemmeno il tempo di gioire e di esultare, che alla prima azione sul fronte opposto arriva subito il pareggio con Zaccagni, che è andato molto bene via sulla fascia sinistra, marcato stretto da Giannetti, conclusione di Zaccagni che però ha colpito il piede di Giannetti, e per il portiere friulano non c'è stato nulla da fare, 1-1. E anche qui nemmeno il tempo di capire, altra azione di rimessa dall'altra parte, e c'è stato il gran gol dal limite di Zaraga, che ha infilato Provedel per il 2-1. Mentre stavamo andando in onda ci sono state due, anzi tre occasioni in sequenza per la Lazio, ma in tutti e tre i casi il portiere Okoje si è dimostrato degno della categoria. Allora, Linenzo Cataruzzi per il suo primo telegramma. Anche adesso abbiamo visto che si è difeso l'Udinese, anche perché la Lazio in questo momento non ha niente da perdere, deve gioco forza mettercela tutta, e quindi noi cercheremo di fare gioco forza, il gioco che più ci aggrada, per quello del contropiede, che fino adesso ha pagato. All'inizio del secondo tempo, all'inizio del secondo tempo l'Udinese si è svegliata, perché nel primo tempo è stato un senso unico di 35 minuti, e poi naturalmente verso la fine del primo tempo abbiamo dato una svegliata, ma con 66% di possesso palla della Lazio e 34% dell'Udinese non c'era quasi partita. Ora invece la partita è aperta molto bene, speriamo che l'Udinese tenga duro, perché sappiamo i problemi che ha agli ultimi minuti, ma adesso vedo che la Lazio ha sostituito Immobile, è bene per noi. Sì, sì, è uscito Immobile, un Immobile spento, va detto, non è che nel corso della partita abbia creato tante occasioni davanti alla porta bianconera, però insomma fa pensare questo cambio, forse anche risente il giocatore di un periodo non proprio eccezionale, anche se comunque i gol li ha fatti, ma questa sera insomma non ha diciamo così visto la porta friulana, e questo per noi è un grosso vantaggio. Chiaramente adesso la partita la sta facendo la Lazio alla ricerca del pareggio, l'Udinese si è chiusa nuovamente a riccio e saranno 30 minuti di fuoco e fiamme davanti al Bono Coge, diciamo che lo possiamo ribadire, insomma anche stasera determinante, ha tolto in diverse occasioni le castagne, letteralmente parlando, dal fuoco. Ecco, c'è da dire che l'ironia della sorte, il portiere della Lazio è friulano, se non sbaglio, no? Per vedere. Sì, sì, per vedere il friulano. Si è negato due volte il vantaggio, e poi ecco una bella parata di Okoye in questo momento. La Lazio sta spingendo tutto piano, d'altronde Sarri è una nuova sconfitta per Sarri, significa una messa in discussione dello stesso tecnico, Sì, perché anche perché giustamente, come hai sottolineato tu, poi la Lazio, ricordiamo, è uscita dalla Champions, eliminata dal Bayern di Monaco, e chiaramente un'ulteriore sconfitta potrebbe mettere in crisi il tecnico toscano, la sua panchina potrebbe traballare bruscamente con clamorosi colpi di scena. Sappiamo che Lotito non sarebbe la prima volta che dal suo cilindro magico estrae quel colpo di scena che molto spesso i giornali, la carta stampata specializzata in questo caso, attende, e poi a Roma, sai benissimo, due sconfitte non vengono così tollerate facilmente. non solo, ma per noi significherebbe una, una bella iniezione di autostima, chissà, magari Cosolino fare un altro compasso. Intanto finiamo questa partita che è molto delicata, molto complicata, che ci darebbe la possibilità di sorpassare tutti quanti a livello di retrocessione, quindi anche lo Spauracchi, insomma, no? Eh, Vedo che c'è un po' di grinta, anche se la Lazio in questo momento sta facendo la gara, soprattutto dobbiamo anche dire che dal punto di vista tecnico la Lazio ha un passo un
po' elevato rispetto al nostro. Sì, attenzione giustamente anche per chi sta seguendo la partita da casa, non è che all'improvviso stasera l'Udinese abbia fatto la partitona della settimana, cioè ripetiamo, i primi 30 minuti sono stati poco degni di nota per i friulani, con la Lazio che ha avuto almeno 4-5 occasioni per passare in vantaggio. Ricordiamo il palo che ha legato poi alla marcatura, alla formazione bianco-celeste, ma sappiamo benissimo che il calcio, viva Dio, non è una scienza esatta e a volte non è detto che chi ha il 70% del possesso palla alla fine porti a casa il risultato. L'Udinese è stata brava a sfruttare poi nella ripresa quelle due occasioni importanti e in questo momento sta conducendo per 2-1 sulla Lazio e a noi questo ci interessa, tutto il resto poi le statistiche le facciamo a fine partita, soprattutto le analizziamo quando le cose non vanno nel verso giusto, insomma. No, hai detto bene, tante volte le partite si finiscono ad episodi, magari abbiamo visto più di qualche volta all'ultimo minuto del secondo tempo, magari quasi sempre anche in zona recupero, sono questi gol che portano al pareggio, la vittoria, la sconfitta della squadra. Per cui è vero, adesso l'arbitro ha monito il potere del perdere di tempo e ha anche richiamato Cioffi, perché è chiaro che si sta agitando sulla panchina. Naturalmente il pallone quando esce non viene dato immediatamente, quindi l'arbitro Aironi cerca al momentino di tenere la barra dritta, anche se fino adesso dobbiamo dire che la sua direzione di gara è stata molto buona perché ha un metro giusto, sia sulla munizione che sui soldi, per cui non possiamo lamentarci di questo. Ecco, intanto ci sono ancora delle azioni da parte dell'Udinese, questa è bella, attenzione, scodellata in area, però in qualche maniera la difesa della Lazio evita il cross, riescono, come si dice, a eliminare il pericolo e poi su ripartenza una rimessa laterale a favore della formazione bianco-celeste. Dicevamo, no, Enzo, adesso l'Udinese deve sfruttare i varchi a sua disposizione, visto che la Lazio, lascia molti varchi per cercare insomma magari quel 3-1 che potrebbe in un certo senso portare un po' di respiro e di tranquillità, perché l'abbiamo detto saranno minuti finali di vero e proprio assalto a Forte Apache. Ora la Lazio è in possesso di palla, si gioca sulla tre quarti di campo in fase d'attacco, chiaramente l'Udinese si è chiusa, come detto a Riccio, giustamente in questi casi non bisogna andare a cercare, come si dice, notte, anche se si gioca di sera, però non dobbiamo essere troppo diciamo rinunciatari al centrocampo e si rischia lasciando troppo spazio, perdendo metri come si dice in questi casi, che poi le cose si potrebbero, come si dice, complicare. Di nuovo Cataruzzi. La tecnica è sempre quella di Cioffi, sta aspettando, dice la squadra, di aspettare, in qualche modo di cercare sempre il contropiede, però ahimè vediamo che la Lazio sta intensificando ancora la sua potenza di fuoco, come si dice, anche se molto imprecisa, devo dire anche che il nostro portiere ha fatto anche la sua bella figura, 2 o 3 parate 15 minuti fa, ma la Lazio sta continuando a tenere palla, naturalmente a macinare chilometri perché vediamo che non può fare di nosa la sua azione. L'Udinese si è schierata davanti alla porta di Okoye con uno scuolo di giocatori, vediamo solo bianconeri, questo ci fa anche piacere perché vuol dire che è molto attenta, molto concentrata. Speriamo che tenga duro, anche perché mi pare che la Lazio sta, come dicevo, intensificando l'azione, ma di molto anche, con uno cross in mezzo all'area, con la difesa dell'Udinese libera. Anche perché adesso c'è un'azione di contropiede, vedo che tu hai un segnale leggermente in ritardo del mio, azione buona di contropiede dell'Udinese, si distende, siamo al limite dell'area, vediamo cosa fa, un pallone in mezzo, attenzione Lucca, però Provedel interviene anche con l'aiuto del suo compagno di squadra, insomma l'Udinese è andata vicinissima alla terza marcatura, come abbiamo sottolineato più volte dobbiamo sfruttare al massimo queste azioni di contropiede, ora però il fronte d'attacco si è completamente ribaltato, siamo all'interno dell'area di rigore della formazione friulana che cerca di controllare la palla, si gioca con ripartenze dal basso, non si butta via il pallone, triangolazione, nuovamente l'Udinese ora si distende in avanti, però la formazione bianco-celeste recupera il pallone, passaggio a Provedel e si riparte dunque per l'ennesima
variante d'attacco per la formazione biancoceleste. Ricordo ancora il risultato per chi si fosse messo in ascolto audio e video: Lazio 1, Udinese 2. Naturalmente la foga anche di segnare di Luca ha fatto qualche volta qualche stop di imprecisione, ma si sa, insomma, il ragazzo è anche ben strutturato e qualche volta la sua azione è un po' macchinosa, ma stasera diciamo che ha fatto il suo, ecco, ha portato via anche due giocatori in attacco, quindi viene ben controllato dalla difesa, ma comunque si è difeso anche lui molto bene, naturalmente portando questo apporto decisivo. Mi pare che adesso c'è qualcosa che succede. Sì, c'è un calcio di punizione, siamo all'altezza dei 16 metri, Okoye sta disponendo la barriera, vediamo chi è sul pallone, sembra Luis Alberto. Siamo proprio al limite dell'area di rigore, all'altezza della lunetta grande. Ora si pulisce il pallone, chiaramente secondi preziosi a nostro favore, ma si comincia a prendere le misure. Vediamo un giocatore, la classica barriera ora con i giocatori che si mettono per terra, come quando vai a fare la scampagnata in mezzo ai prati. Vediamo cosa succede, c'è questo calcio di punizione, parte il tiro, sulla barriera respinge la difesa friulana e poi si spazza via allontanando la minaccia. Questa sera dobbiamo dire che Luis Alberto nel primo tempo è stato molto ispirato, ha fatto delle giocate veramente preziose, ma però non tanto precise. Questo ci ha dato la mano, dobbiamo dire che ci ha dato la mano. Mi pare che la Lazio in questo momento non è ispirato come nel primo tempo, sta cercando di portarsi sempre sotto la sua porta, ma non ha la precisione necessaria. Naturalmente è chiaro che in questo momento deve giocare tutto per tutto e i minuti passano, anche se mancano ancora 20 minuti buoni e tutto può succedere, però giocando in casa abbiamo sentito alla fine del primo tempo che il pubblico ha fischiato la squadra biancoceleste. Ha fischiato chiaramente la squadra biancoceleste perché ha avuto, come detto, più occasioni per portarsi in vantaggio, non l'ha saputa sfruttare, mentre l'Udinese, abbiamo detto all'inizio della ripresa, si è svegliata incredibilmente e nel giro di pochi minuti ha fatto il vantaggio Luca, messa la palla al centro, pareggio Lazio, messa la palla al centro, nuovo vantaggio dell'Udinese. Poi è stato l'autorete, il pareggio è stato l'autorete, non dell'Udinese, quindi in sostanza abbiamo fatto tutto noi, possiamo dire. Vediamo se in qualche modo l'Udinese sta passando il centrocampo, no? Di nuovo la Lazio ancora. È una partita tutto sommato abbastanza corretta, dobbiamo dire, ma siamo abbastanza corretta. No, non ci sono stati 2 o 3 falli fischiati, ma niente di che alla fine, nel senso che falli classici di centrocampo, ma non cose diciamo di cattiveria da cartellino, cioè chiaramente i cartellini sono usciti, ma non è che erano così falli brutti da sanzionare. Oggi sai che basta anche un intervento un po' dubbio, l'arbitro magari lo fischia, il famoso fallo tattico di centrocampo e poi chiaramente scatta la sanzione, ma giusto per rompere un po' le scatole, non di più. Però purtroppo il cartellino giallo che è arrivato all'Udinese sarà caro, perché la prossima partita qualcuno non giocherà. Perez non giocherà su questo. Sì, Perez purtroppo era diffidato, dunque salterà la partita contro il Torino. E questa è una cosa che ci fa male, ma comunque tornerà uova. E speriamo che Pereira recuperi un po' la forma, perché stasera non ha dato il massimo. Abbiamo visto il genio, i lampi che può dare un giocatore di questo tipo, però è chiaro che non ha più delle gambe per i 90 minuti ed è evidente che insomma forse anche la sua presenza ha tornato un po' l'Udinese, ma sappiamo che comunque siamo una squadra un po' rimaneggiata. Devo dire che la Lazio mancano 5 titolari e questo in qualche modo non dico ci favorisce, ma insomma anche noi insomma ci dà una mano dal punto di vista psicologico. Lovric ha fatto una bella partita, per adesso mi è piaciuto perché ha dato il tutto per tutto e non tira mai indietro le gambe, insomma forse è un piccolo leader della squadra. Ecco, incredibile. Allora, dicevo, questa è una cosa positiva, quello che stai dicendo, proprio perché oggi come oggi servono proprio quei giocatori che fino adesso non hanno dimostrato sul campo il loro valore aggiunto, giocatori che magari hanno un po'
guardato, anzi sudato poco per la maglia e pensato più ad altro. Questa sera insomma ci auguriamo che sia la svolta di primavera, visto che ufficialmente la primavera entrerà il 21 marzo, ma basta andare in giro per i campi e vediamo già le violette. Chissà che magari questo sia utile per vedere qualcosa di positivo. Anticipo, sapendo anche che le stagioni, come si dice, non sono più fuori una volta, ecco, mi pare che lo sta aspettando, ma insomma, l'entrata di Stanno Samar. chiudendo molto bene anche nella fase difensiva, però ripeto, si stanno un po', il baricentro si è un po' arretrato e questo è molto pericoloso proprio perché non dobbiamo lasciare tanto spazio a certe manovre offensive laziali. Quello che ci auguriamo è che questo terzo gol arrivi perché probabilmente sarebbe quello che in teoria potrebbe chiudere questa partita portando 3 punti importanti a casa per quanto riguarda le zebrette friulane, visto anche i risultati del weekend. Intanto esce, vediamo se non sbaglio, c'è una sostituzione, esce Camara ed entra Zemura e poi entra anche Samardic al posto di Paiero. Dunque in campo Samardic e Zemura per dare più forza fresca e cercare di dare un certo senso, il fosforo che in questo momento magari può mancare a certi giocatori che hanno in questa partita dato tanto e finalmente anche Cioffi comincia a fare i cambi sensati. Un po' di lucidità serve in campo in questo momento, Samad potrebbe darci questa lucidità che potrebbe mancare negli ultimi minuti. Anche lui è consapevole che la sua maglia è legata all'Udinese fino a fine stagione, naturalmente una delle bacche dell'Udinese porterebbe anche lui in ombra, quindi dovrà tenere anche in avanti la sua nomea di grande giocatore in Sega, speriamo sia così. Che si ricordi che è partito da Udine, che Udine lo ha portato anche sul mercato internazionale, insomma. Speriamo un po' di riconoscenza, come si dice tra virgolette. Come dici Intanto tu, siamo giunti al 30° del secondo tempo, il risultato vede l'Udinese avanti per 2-1 sulla Lazio, ora c'è una sostituzione in casa, nuova sostituzione vedo in casa bianconera, sì, confermo, dunque si sta scaldando e sta entrando in questo momento in campo Bijol, dunque Bijol sta entrando in campo, vediamo di chi prenderà il posto, vedremo uscire di corsa un giocatore, ma non è quello che verrà cambiato. Eccoci qua, si aspetta un attimo, forse alcune sta un po' ripensando in un certo senso chi cambiare, ma probabilmente adesso uscirà dal campo, se non sbaglio, sì, Joao Ferreira, dunque Bujol al posto di Joao Ferreira, che sta uscendo claudicante dal terreno di gioco, forse un contrasto con un suo diretto avversario, e Cioffi dunque ha deciso per la sostituzione, dunque in campo Bujol al posto di Joao Ferreira, quando siamo giunti al 31 minuti e 10 secondi nel corso della ripresa, Udinese avanti per 2-1 sulla Lazio. probabilmente ci sarà un bel recupero perché vediamo che almeno 6 minuti, guarda. Sì, lo sai di pneumatica, ormai tu sei esperto di questo. Hai sempre portato a naso, vado a naso. Allora, si riparte intanto con la manovra d'attacco, c'è stato questo calcio di punizione battuto sulla linea di centrocampo e la palla è stata scodellata in mezzo per Luca che è stato anticipato al momento della conclusione, dunque calcio d'angolo, anzi è Towen che è stato anticipato dal suo diretto marcatore, dunque ci sarà calcio d'angolo a favore dell'Udinese. Adesso vedremo cosa, anche se il pallone è un po' rimbalzato, chiaramente non è rigore, tanto per essere chiari, però sai, con i regolamenti di oggi va a capire bene che magari arriva una chiamata dal VAR. Allora, vediamo cosa succede su questo calcio d'angolo. Comunque saranno 15 minuti di passione. Calcio d'angolo nulla, c'è stato il cross, colpo di testa da parte del giocatore dell'Udinese, la palla va oltre la traversa e dunque si è ripreso il gioco a favore della formazione laziale con la rimessa dal fondo da parte dell'estremo difensore Provedel. Sì, oggi i giornali davano questa partita
diciamo così, come quasi ultima spiaggia per tutte e due le squadre. Ma io devo dire che i telecronisti di DAZN il primo tempo hanno portato molto la Lazio, questa sarà forse la mia impressione, salvo poi naturalmente sottolineare l'azione degli ultimi 5 minuti dell'Udinese, ma voglio dire, sappiamo che ci sono tanti tifosi a Roma della Lazio, per cui dovevano accontentare anche questo pubblico. Però io devo dire che l'Udinese in questo momento deve ringraziare anche i suoi tifosi, mi hanno detto che ci sono dei tifosi a Roma, storici, perché dobbiamo anche No, c'è un bel sapere. gruppetto, ho visto prima nel pre-partita, insomma c'è una discreta presenza di pubblico friulano che è giunto da Udine e anche probabilmente alcuni tifosi nostri corregionali, magari residenti nella capitale, che hanno approfittato di questo lunedì sera per fare un salto all'Olimpico e sostenere insomma i colori bianconeri. Sì, l'Aquila friulana, loro hanno l'Aquila, no? Eh Che beh, a Roma noi abbiamo l'Aquila friulana, speriamo che si porti bene. Naturalmente dobbiamo pensare che la Lazio in questo momento, perdendo, dovesse perdere questa gara, eh, aprirebbe una grande sofferenza all'interno dello staff tecnico, no? Sappiamo com'è occhio, c'è stata una pericolosa palla in area di rigore, però per nostra fortuna il giocatore laziale non ha impattato il cuoio e dunque ha permesso al portiere dell'Udinese Okoye di intervenire. Rivediamo il replay, c'è stato questo tentativo, per nostra fortuna ripetiamo il giocatore laziale non ha calcolato bene i tempi e la sfera insomma è finita addosso a un giocatore dell'Udinese, poi Okoye ha brancato in presa e si è praticamente ripreso il gioco lanciando la palla il più lontano possibile. Ora c'è una sostituzione in casa bianco-azzurra, c'è un po' di discussione perché c'è un giocatore dell'Udinese chiaramente a terra, adesso si rialza, vediamo sì, cosa decide l'arbitro. Intanto entra Pedro e esce Luis Alberto, dunque cambio nella Lazio, 10 minuti più recupero dal termine. Ripetiamo, esce capitano Luis Alberto e al suo posto entra Pedro. spero Vediamo che se si anche riprende, è da capire se si riparte con una rimessa laterale oppure con un calcio a due, perché non abbiamo capito esattamente cosa abbia fischiato l'arbitro. Sappiamo solo che appunto un giocatore dell'Udinese rimasto a terra fosse vittima di crampi e dopodiché vediamo adesso cosa decide il direttore di gara. La palla comunque in mano a un giocatore della Lazio, dunque si dovrebbe ripartire, siamo sulla tre quarti di campo, rimessa laterale a favore della formazione bianco-celeste. Intanto vediamo movimenti sulla panchina dell'Udinese, giocatore della Lazio che sportivamente ha restituito la palla alla formazione friulana e dunque ora si tenta la ripartenza. Recupera subito però la palla la formazione bianco-celeste che cerca di gestire insomma questa fase d'attacco. Fino adesso la difesa ha ben calibrato ogni azione d'attacco da parte della Lazio e questo per nostra fortuna è più che positivo. adesso scendono in campo poi i tatticismi delle due squadre, Mm. che in modo cerca di rifiatare, magari ogni fallo è benedetto per bloccare un po' la gara, per sospettare un po' l'azione della Lazio. La Lazio ha fretta perché mancano circa poco più di 9 minuti e per cui è evidente che la Lazio sta cercando di accorciare i tempi per magari arrivare con qualche tiro piazzato, con qualche svarione, qualche tiro della domenica per cercare di accettare il pareggio. Speriamo che l'Udinese sia sempre, sempre agguerrita in questo momento perché sappiamo che gli ultimi minuti per noi sono molto molto delicati. No, perfettamente d'accordo su quello che hai detto Enzo, proprio perché dobbiamo stare attenti, no? Però almeno quello che abbiamo visto oggi ci sembra comunque una formazione. Pronto, mi senti? Pronto, mi senti?
Pronto, mi senti? Pronto? Se è vero, dovrei essere tornato in diretta, se non sbaglio, eccoci qua. Dunque sono tornato nuovamente in diretta, mi scuso, era andata via un attimo la linea, non ho perso il segnale in diretta, dunque siamo giunti intanto al 35-37 nel corso della ripresa, c'è stato un bel colpo di testa da parte di un giocatore della Lazio, ma ancora una volta Okoye è intervenuto in presa plastica, come si dice, e ha bloccato l'eventuale marcatura. Di nuovo a te Enzo. Una bella parata del nostro portiere che anche questi tiri bloccati così anche sulla linea danno un po' di adrenalina un po' anche alla squadra che deve serrare i ranghi in questo momento, mancano poco più di 6 minuti alla fine del tempo regolamentare e poi saranno altrettanti sicuramente, come dici tu, di recupero. La Lazio sta intensificando dal tutto per tutto. È chiaro che Sì, una c'è da squadra sottolineare, se permetti Enzo, c'è da sottolineare una cosa molto importante. È vero che la Lazio in questo momento sta pressando e cercando la via del gol, ma non è che abbia costruito azioni pericolosissime da dire che possiamo dire un vero e proprio assalto alla ricerca del pareggio. Cioè, come voglio sottolineare, fino a questo punto l'Udinese sta meritatamente mantenendo il vantaggio perché le occasioni le ha avute come le ha avute la Lazio, però ha saputo sfruttare al meglio quelle che erano proprio le vere e proprie palle gol davanti all'estremo difensore. Ora vediamo, c'è un Prevedella all'altezza della propria metà campo che si immola in posizione di centromediano metodista e ripassa la palla ai suoi compagni in attesa di attaccare. C'è da sottolineare, vedi com'è il calcio, adesso era a terra proprio al limite dell'area un giocatore della Lazio, l'arbitro ha lasciato correre e i giocatori della Lazio non hanno buttato via la palla, anzi hanno continuato a giocare alla ricerca insomma di quel varco utile per poter magari poi timbrare il cartellino per il pareggio. è chiaro che una squadra disperata la mette tutta e dobbiamo stare attenti perché non ha niente da perdere. Questo Lazio si sta giocando molto più dell'Europa League, sta cercando un po' la credibilità perché sarebbe la sesta, se non sbaglio, la sesta sconfitta consecutiva tra partite di Coppa e Mm. partite di campionato, no? Per cui questo porterebbe una crisi proprio totale della squadra. La crisi loro ci porterà magari una svolta nostra. Noi, come abbiamo detto più volte, dobbiamo sperare purtroppo nel calcio anche così, il tifo che così anche sul disgrazia degli altri. Speriamo che succeda che l'Udinese tenga duro. Mi pare che fino adesso Ribadisco il concetto di inizio stagione, l'Udinese si salverà all'ultimo minuto dell'ultima giornata, l'ho ribadito la prima giornata, lo ribadisco adesso nel dei momenti di difficoltà evidenti. tanto è stato bonito Luca, non siete fortunati. Sì, adesso c'è un'azione di contropiede da parte dell'Udinese, vediamo Luca che cerca di imbastire, però non serve perfettamente il pallone, adesso è la Lazio che riparte, siamo all'altezza dei tre quarti di campo, c'è un contrasto, l'arbitro vede un fallo e decreta un calcio di punizione a favore della formazione bianco-celeste. Intanto un altro cartellino è uscito dal taschino del direttore di gara, vediamo su Pereira, dunque Pereira è ammonito per questo fallo a centrocampo. Quando il cronometro recita 30, se non sbaglio lo vedo bene, sì, dovrebbe essere 30, siamo giunti a 2 minuti, circa 2 minuti più recupero dal termine di questa partita, con l'Udinese in vantaggio per 2-1 sulla Lazio. Sono momenti un po' trepidanti anche in panchina perché vedo Cioffi che in qualche modo sta correndo sul suo in questo momento. Mi scuso con i telespettatori per la tosse, ma siamo ancora combattendo invece contro qualcosa di più importante che i malanni di stagione. Ci auguriamo che questo tempo anche cambi e finalmente la primavera sia quella vera che permetta anche alle influenze di allontanarsi il più possibile dalle aree di rigore nostrane. È stato sempre la Lazio avanti. Ecco, in questo momento mi pare che la Lazio sta tentando il cross all'interno dell'area,
forse cercando anche qualche rigorino, magari qualche interpretazione diversa dal solito degli arbitri, ma speriamo che... Comunque c'è un calcio di punizione adesso all'intorno ai 20 metri sulla sinistra, per quanto riguarda la fase d'attacco della Lazio, si batte chiaramente nell'ala destra per quanto riguarda l'Udinese, scodellata in mezzo, spazza via la formazione bianconera e dunque si riprende con un fallo laterale a favore della formazione biancazzurra. Siamo al 43esimo minuto e 22 secondi nel corso della ripresa, sempre 2-1 Udinese allo Stadio Olimpico di Roma, manto perfetto, va detto, manto erboso perfetto. Ricordiamo che sabato scorso, dunque 48 ore fa, circa poco più di 48 ore fa, c'era la grande sfida tra Italia e Scozia per il 6 nazioni di rugby e il campo dell'Olimpico si presenta comunque in perfette condizioni, seppur anche sulla capitale la pioggia stia diciamo così rendendo difficoltosa la tenuta del manto erboso, che comunque ripetiamo è uscito degnamente dalla partita di rugby e 48 ore insomma dopo si è presentato nel suo prezioso e soprattutto abito da sera, come viene da dire. Su ogni fallo, anche proprio perché poi non ferma mai la gara, e quindi ci dico qualche volta che non abbiamo avuto il fair play. Io penso che anche gli altri sono dei falli continui, sono interdizioni continue da parte dei giocatori di entrambe le parti, ma questo lo spezzettamento del gioco favorisce noi evidentemente. Manca poco più di un minuto, mi pare 40 secondi alla fine del tempo. Ma praticamente siamo giunti, ti dico subito, stiamo entrando in questo momento nel recupero, mancano 10 secondi al 90esimo e vedremo insomma cosa deciderà il direttore di gara. Intanto un altro giocatore dell'Udinese a terra, c'è stato un contrasto in area, vediamo adesso dalla ripetizione, c'è questo cross, colpo di testa, forse ha messo male il piede, come si dice, dovrebbe essere proprio Bujol che ha messo male il piede e poi è franato a terra. Comunque si riprenderà con un calcio d'angolo a favore della Lazio. 7 minuti di recupero, intanto sono 7 minuti di recupero, c'è un'altra sostituzione per l'Udinese, entra Davis ed esce Towen. Dunque il tecnico Cioffi si tutela con un giocatore più di caratteristiche in un certo senso difensive, toglie Toven che era il nostro centravanti tattico e dunque si rafforza in qualche maniera con Davis per mantenere e portare a casa questi 3 punti fondamentali in tutti i sensi. Vediamo cosa succede intanto dal calcio d'angolo che è stato battuto, respinge la difesa dell'Udinese, recupera palla ora la Lazio, Provedel che praticamente gioca da libero aggiunto, da centro mediano metodista, serve il suo diretto compagno che tenta di andare via sul fondo, ma la formazione friulana sventa la minaccia, c'è anche un tentativo di contrasto, la palla viene deviata doppiamente, dunque si riprende con una rimessa laterale a favore dell'Udinese. Quando siamo giunti al 46esimo minuto della ripresa e si dovrà giocare ancora per 6 minuti, anzi per 5 minuti e mezzo. Praticamente un mezzo tempo supplementare, insomma, è chiaro, 7 minuti. Ormai siamo abituati a queste partite che vengono allungate e abbiamo visto che la statistica ci dice che negli ultimi minuti le squadre si sfilacciano un po', quindi l'attenzione. Ok, perché c'è Davis al limite dell'area, tenta di servire Lucca, ma viene intercettata la palla, attenzione, e forse c'è calcio di rigore. Forse c'era un calcio di rigore in questo caso a favore dell'Udinese perché Lucca era riuscito a portare via il pallone a Davis e poi il Provedel nel tentativo di recuperare ha strattonato Lucca e l'arbitro a pochi centimetri non ha avuto forse il coraggio di decretare il calcio di rigore a favore dell'Udinese, l'azione da rivedere, almeno secondo me sembrava netto il fallo a nostro favore. E ora vediamo, siamo in attesa di capire dalla ripetizione, però secondo mio parere era calcio di rigore con relativa espulsione. Chiaramente le immagini ci mostrano l'ultimo intervento su
Camara, ma a noi ci interessa quell'altra azione, ecco, la stiamo rivedendo adesso, insomma, forse non era un calcio di rigore, onestamente, forse non era calcio di rigore, perché sembra che, diciamo così, Lucca nel tentativo di recuperare il pallone sia andato lui addosso al portiere, più che fallo dell'estremo difensore biancazzurro. Probabilmente in diretta era certo, poi il replay invece ha messo molti dubbi e probabilmente la decisione dell'arbitro è corretta e giusta. Ecco, vediamo un momentino che l'Udinese è in attacco, un calcio di punizione con l'Udinese, vediamo che cosa succede. Mancano intanto 5 minuti scarsi alla fine della gara. Guarda, siamo esattamente al 43esimo minuto e 30 secondi, pardon, al 48esimo e 30 secondi. Siamo a metà del recupero, Sta restando in attacco, giocando un po' sta cercando di tenere la palla, ed è giusto che faccia così. Ogni pallone in questo momento è decisivo, per cui l'Udinese deve tenere la palla al centro, come si dice. Intanto ci sono un po' di scaramucce in campo, c'è stato un fallo tattico proprio sulla tre quarti a favore della Lazio, fallo che in questo caso ci serve, quando si dice il cartellino lo devi prendere quando serve. Attenzione perché è stato espulso, no, questo cartellino però rosso non ci voleva, e dunque Udinese che finirà in 10, espulso Perez per doppia munizione. Doppia munizione, doppio giallo per Perez, e dunque Udinese che dovrà giocare questi ultimi 2 minuti e mezzo di partita ai 10. Intanto sto rivedendo il replay. No, era fallo contrario addirittura, era fallo al contrario, non era calcio di rigore, sarebbe stato addirittura calcio di punizione a favore della Lazio, cioè proprio Lucca che va a togliere di mezzo il portiere Prevedel, dunque non era calcio di rigore, ma addirittura sarebbe stato fallo in attacco a favore della Lazio. La Lazio adesso ci spera, perché essendo invece l'Udinese sta sperando in uno svarione in difesa dell'Udinese, perché mancando Perez manca un pilastro molto importante, poi stasera ha fatto la sua bella gara. Ecco, questa azione io non l'ho capita, cioè sei solamente a campo, cosa fai? Spari così, tanto per sparare, e così dai la palla agli avversari che possono tranquillamente cercare l'azione d'attacco, anche perché siamo in area di rigore, dovrebbe esserci un calcio d'angolo a favore della formazione bianco-celeste, ed è così. Per un tentativo d'attacco, ricordiamo che l'Udinese è in 10 ma è avanti per 2-1 l'Olimpico, manca 1 minuto e mezzo secondo quanto riportato dal direttore di gara, 5 minuti e mezzo nel corso del secondo tempo per quanto riguarda il recupero, l'ennesimo cross in aria, l'ennesimo calcio d'angolo a favore della Lazio, lo stesso Provedel si è portato avanti alla ricerca del gol, ricordiamo che Provedel è stato autore di una marcatura proprio nei minuti finali contro l'Atletico Madrid in Champions. Attenzione, questa palla però finisce, c'è un fallo di confusione come viene fischiato ultimamente in area, dunque si riprende con un calcio di punizione. Provedel è rimasto a terra nel contrasto, ha preso probabilmente un calcione, qualcosa di simile, vediamo, c'è questa azione, esce il mucchio selvaggio come direbbe qualcuno, vediamo cosa è successo, niente di particolare. Diciamo ha preso un pestone, ma non è un fallo di certo veniale, cioè sono i classici contrasti, probabilmente si recupera ancora. Tanto, anche perché l'interdizione in questo momento favorisce la Lazio dal punto di vista emotivo, non dal punto di vista tattico, ma comunque potrebbe esserci, attenzione, scusa Enzo, potrebbe esserci anche il cambio del portiere nelle file della Lazio, perché Provedel è dolorante a terra e dunque potrebbe esserci anche il cambio. Ora vediamo che Cioffi sta discutendo con l'assistente di linea per fargli capire, insomma, il tempo è scaduto, siamo oltre il recupero del recupero, ma l'arbitro ci sembra non intenzionato a decretare il triplice fischio finale. Ecco che rivediamo ancora l'azione al replay. C'è stato un contrasto in area, ma addirittura è un giocatore, ha un suo compagno di squadra
che va a disturbare Provedel nel tentativo di staccare di testa, praticamente con il piede d'appoggio colpisce il suo compagno di squadra e per Provedel adesso ci sono le cure dei sanitari. Tempo fermo, c'è da capire insomma se l'arbitro deciderà di fischiare la fine, perché siamo nel recupero e il gioco al momento è ancora fermo. Fase di thrilling in questo momento, perché secondo me darà un recupero magari di 1 minuto, lo darà. E intanto c'è il cambio del portiere, dunque esce Provedel che non può continuare la sua disfida sul terreno di gioco per questo calcione che ha ricevuto, ripetiamo, da un suo compagno di squadra nel tentativo di staccare di testa e riportare la Lazio sul pareggio. Dunque c'è il cambio. Intanto siamo giunti al 8° minuto di recupero, ecco che Provedel esce adesso dal terreno di gioco per permettere insomma l'entrata in campo del suo compagno di squadra. Entra Mendes nella formazione della Lazio. Ecco, vedi, dunque la parte è corretta, ma sta allungando un po', come si dice, la minestra. Ma ha detto che l'intervento è successo al 6° minuto, dunque devi calcolare che non era proprio terminato il recupero e da regolamento se succede questo nel corso della partita chiaramente attenzione, perché potrebbe esserci c'è un altro cartellino giallo, però questa volta a favore della formazione biancazzurra, giustamente un giocatore dell'Udinese a terra e si deve recuperare tempo, dovrebbe essere Lucca, vediamo, si conferma lui a terra nel contrasto, è stato abbattuto da Vecino che ha preso anche il cartellino giallo e si continua a giocare. Siamo già al 9° minuto di recupero nella ripresa, con l'Udinese avanti per 2-1 ma in inferiorità numerica per l'espulsione col doppio giallo di Perez. Ultimi secondi di gioco, ci auguriamo che l'arbitro a questo punto fischi, perché ci sembra un po' esagerato questo mega recupero del recupero. La palla è comunque nella 3/4 della formazione laziale, questo è un altro giocatore a terra dell'Udinese, vediamo cosa decide l'arbitro, decide che si gioca ancora e ci sarà una rimessa laterale a favore dell'Udinese. Siamo al limite dei 100 minuti di gara. 10° minuto di recupero. Ricorda un po' ricorda un po' Votrò durante Italia-Argentina, semifinale di Italia 90, Enzo, no? Quando nel secondo tempo ci furono 8 minuti di recupero, ma non ricordiamo la partita perché purtroppo non andò poi bene alla fine, no? Intanto c'è ancora una rimessa laterale in fase d'attacco dell'Udinese, Zemura giustamente se la pila con comodo, cerca uno slalom alla Gustavo Teni, però non gli va bene e alla fine sì, c'è ancora una rimessa laterale a favore della formazione bianconera che sta chiudendo questa partita in fase d'attacco, sta vincendo 2-1 seppur in inferiorità numerica per la doppia munizione di Perez, che è costata insomma anzitempo al giocatore gli spogliatoi. A questo punto l'arbitro potrebbe anche fischiare, visto che non succederà nulla. No, rimessa dal fondo, dunque si continua, c'è una rimessa laterale al volo della Lazio, si gioca ancora, siamo giunti al 55° minuto di gioco nel corso del secondo tempo, dunque siamo già oltre i 11° minuto di recupero, 11 minuti di recupero fino adesso nel corso della ripresa. Questa rimessa sarebbe da rifare, non è proprio regolamentare, però l'arbitro fa correre, vediamo fino a quando deciderà di fischiare. Si gioca, come hai detto tu prima, un mezzo tempo supplementare, ora invece si sta proprio giocando quasi il primo tempo supplementare. Ancora non decide di fischiare l'arbitro, probabilmente ultimi spiccioli di partita. C'è questo ultimo tentativo d'assalto, attenzione, calcio di rigore. No, la lascia correre, per nostra fortuna la lascia correre. L'ha lasciata correre e poi la difesa bianconera ha spazzato, c'è solo Lucca praticamente davanti, si gioca con una sorta di 6-3-1, anzi con una sorta di 6-0-1 e adesso è finita, dunque finisce all'Olimpico, l'Udinese ha battuto la Lazio dopo 12 minuti di recupero per 2-1, una vittoria che è un toccasana vero e proprio per tutto l'ambiente e ci auguriamo insomma che finalmente arrivi questa svolta tanto richiesta da parte dei tifosi che
oggi veramente anche quei temerari che hanno raggiunto lo Stadio Olimpico finalmente possono festeggiare e dire: dopo la partita col Bologna abbiamo rivisto una grande Udinese. Quello che conta è alla fine Lazio 1, Udinese 2, linea Enzo Cataruzzi per il telegramma finale. Diciamo che ci ha sollevato un po' anche il morale, diciamo che forza Udinese, io penso che contro il Torino in casa dovremmo dimostrare che possiamo portarci via i 3 punti anche a casa nostra. Quindi con questo È vero che i ottimismo, laziali stanno ancora protestando. Vediamo cosa. chiaro, per loro è No, boh, si è buttato, dai, non era rigore, si è completamente buttato, dai, vediamo. mani sui giornali, È andato a sbattere, ma non è rigore, dai, cioè lui accentua nettamente la caduta in area, dunque non era calcio di rigore. Sarebbe stato veramente scandaloso dare un rigore del genere in questi minuti di recupero, dove, ripetiamo, 12 minuti di recupero nel corso del secondo tempo, ha battuto nettamente Michel Vautreau nella partita tra Italia e Argentina a Napoli durante le semifinali del Mondiale del 90. Io direi, Enzo, possiamo chiudere qui questa nostra audiocronaca, ringraziando i nostri amici vicini e lontani per averci seguito. Insomma, cerchiamo come sempre di darvi qualcosa di alternativo e siamo qua, come si dice, in versione non si paga il canone, non si paga nulla, e questa è la cosa importante. Bene, naturalmente ai nostri amici vicini e lontani come dici tu, buona serata e forza Udinese. Mandi e alla prossima.